Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento del mercoledì con Salute e Prevenzione. Oggi parliamo di cuore e poi anche del cuore delle donne, però prima insomma l'argomento verrà trattato insieme alla nostra ospite graditissima che salutiamo subito e ringraziamo per aver accettato il nostro invito, la dottoressa Cosima Cloro. Lei è una cardiologa in forza presso l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Grazie ancora di essere qui, dottoressa Cloro, e quindi parliamo, era un po' che ci dovevamo vedere, devo dire la verità, io lo dico sempre che poi gli argomenti da trattare nelle varie specialità sono tanti, per cui insomma in una sola puntata non si fa mai in tempo a parlare di tante cose, perciò ritorniamo per affrontare alcune patologie, il tema di alcune patologie che sono molto comuni e che quindi molto frequenti, che affliggono un po' di persone. Poi vogliamo fare un po' il punto della situazione, vedere nel corso del tempo come sono migliorate, come sono cambiate non so, gli approcci terapeutici e quant'altro. Oggi abbiamo scelto insieme alla dottoressa Cloro di parlare dello scompenso cardiaco, no? Che è anche un disturbo, una malattia abbastanza che voi cardiologi riscontrate abbastanza di frequente, così? Certo, è una condizione con la quale ci confrontiamo ormai quasi quotidianamente, è una condizione clinica molto complessa che porta a una pessima qualità di vita del paziente e anche a una ridotta sopravvivenza. Ecco dottoressa, quando è che si può parlare di scompenso cardiaco e che cos'è? Se ce lo spiega in maniera un po' più dettagliata. Io vorrei spiegarlo in termini molto semplici, non prettamente scientifici. Lo scompenso cardiaco è una condizione che si caratterizza per una incapacità del cuore a contrarsi in maniera armonica e coordinata, e quindi diventa un cuore incapace di pompare. Scusi dottoressa, quando noi ci immaginiamo la contrazione cardiaca, no? Sì. Cioè questo cuore che pompa il sangue ai vari organi, allora sì, immaginiamo questa cosa. Durante la sistole il cuore è in grado di pompare nel circolo poi periferico un'adeguata quantità di sangue che porta nutrienti alla periferia. Nel caso dello scompenso cardiaco questo cuore diventa incapace, quindi la portata cardiaca, vale a dire la quantità di sangue e di nutrienti che arrivano in periferia, sono insufficienti a soddisfare le esigenze metaboliche dei vari tessuti. Ok. E quali possono essere le cause che poi portano ad avere questo tipo di problema, no? Una delle cause più importanti, più frequenti, è rappresentato sicuramente dalla cardiopatia ischemica, perché oltre il 50% dei casi di scompenso cardiaco sono legati alla cardiopatia ischemica. La interrompo un attimo, dottoressa, perché dalla regia mi comunicano che abbiamo una telefonata. Io per la verità ancora non l'avevo neanche ricordato, però va bene così, meglio così. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Da dove ci chiama? Da Locri. Da Locri, benvenuto, prego. E volevo dire, dottoressa, siccome la mattina ho un paio di giorni che mi duole la parte del cuore, che mi duole. Mi duole? Ha dolore? Sì, ho dolore, sì, ho fatto elettrocardiogramma e tutto a posto, però ho dolore. Ha dolore nella parte del cuore? Sì, possono essere dolori intercostali. Però, insomma, il nostro amico telespettatore non è una persona evidente. Come si chiama, mi scusi? Io, Damiano. Damiano? Signor Damiano? Sì.
Allora, giustamente dice, lei vuol chiedere insomma, se si deve preoccupare, se deve fare qualche cosa perché sente questo dolore, che cosa può essere, giusto? Immagino che... Ho 65 anni. Quanti anni ha? 65. 65. Allora, dottoressa. Allora, immagino che il signor Damiano abbia già fatto un controllo cardiologico, quindi se l'elettrocardiogramma di base è normale e il dolore toracico... È normale, sì, è normale. Okay. Ma se il dolore toracico da un punto di vista clinico mostra delle caratteristiche che facciano pensare a un'angina, sicuramente il suo cardiologo le consiglierà di eseguire degli esami di secondo livello che servono appunto a verificare la presenza o meno di cardiopatia ischemica sottostante. Chiaro, signor Damiano? Sì. Ecco, Ho capito, sì. lei ha detto che l'elettrocardiogramma, il suo elettrocardiogramma andava bene, giusto? Sì, andava bene, sì, però quando mi alzo la mattina, più la mattina, quando mi alzo. Ah, quindi insomma come passo successivo, dottoressa Coro... L'elettrocardiogramma di base può essere normale al di fuori del sintomo, Ah, ok. quindi non normale, pure sempre... gli enzimi, tutto normale, pure con gli enzimi. Gli enzimi vanno bene, ok. Sì, vanno bene. Diceva che molto spesso insomma, un elettrocardiogramma che sia nella norma non esclude la presenza di una cardiopatia ischemica, di ecco. sicuro. Quindi cosa consigliamo al signor Ci Damiano? sono degli esami, se può fare sempre chiaramente dopo accurata visita del cardiologo, dovrebbe fare un test ergometrico o un test, anche un ecocardiogramma per valutare se ci sono anomalie elettriche durante sforzo fisico oppure anomalie della contrattilità segmentaria del ventricolo all'ecocardiogramma. Ecco, questi sarebbero gli esami di secondo livello, quindi signor Damiano, quando si dice andiamo un po' più a fare delle cose di approfondimento, va bene? Bene, dottoressa, grazie. Ok, grazie a lei e tanti auguri. Allora, ritorniamo al nostro argomento principe, e cioè allo scompenso cardiaco. Abbiamo sentito che cosa, quando si può parlare di scompenso cardiaco, ed eravamo giunti alle cause. Che cos'è che può causare? Lei diceva... Una delle prime cause è sicuramente rappresentato dalla cardiopatia ischemica. Adesso i nuovi farmaci e le nuove procedure interventistiche che noi abbiamo a disposizione per il trattamento della cardiopatia ischemica acuta, ad esempio dell'infarto, è stato in grado di salvare molte vite, quindi questi pazienti che riescono a sopravvivere all'infarto nel corso degli anni, soprattutto se non vengono poi trattati adeguatamente, possono sviluppare uno scompenso cardiaco. Dottoressa, è un po' come una ferita che rimane? Sì, per definizione quando uno purtroppo si fa un infarto nella zona che è andata incontro a necrosi, quindi a morte cellulare, c'è sicuramente poi la sostituzione con tessuto fibroso che non è altro che una cicatrice. Certo. E che sintomi si avvertono quando c'è presenza di scompenso cardiaco? Il sintomo, diciamo, principale che poi porta spesso il paziente a fare dei controlli cardiologici o a venire in ospedale è rappresentato dalla dispnea, che è una sensazione bruttissima per il paziente perché non riesce a respirare, ha fame d'aria. Questo è diciamo che è uno dei sintomi più importanti, ma accanto a questo poi ci sono altri sintomi che sono rappresentati dall'astenia, una sorta di stanchezza cronica, di facile affaticabilità muscolare, tutti i muscoli striati, anche quelli delle gambe e delle braccia, diventano meno performanti sotto sforzo. E poi un altro sintomo importante è che il paziente nota un gonfiore degli arti inferiori, inizialmente dei piedi, ma poi può peggiorare e coinvolgere la gamba. Possiamo parlare di un'età particolare di insorgenza di questo tipo di disturbo o no?
Lo scompenso cardiaco è una patologia tipica dell'età adulta e poi dipende anche tantissimo dalla storia clinica del paziente, perché non è infrequente quadri di scompenso cardiaco anche in giovani che però sono portatori di alcune patologie che sono determinate geneticamente o perché sono affetti da cardiopatie congenite sin dalla nascita. Però è una patologia tipica dell'età adulta e soprattutto dell'età più avanzata. Possiamo parlare anche di una classificazione per quanto riguarda la gravità dello scompenso cardiaco? Sì, noi in medicina, in cardiologia, siamo abituati ad utilizzare diverse classificazioni. Alcune classificazioni sono prevalentemente di tipo funzionale, vale a dire tengono conto soprattutto dei sintomi del paziente. Altre classificazioni tengono conto soprattutto dello stato emodinamico, ma quello che ci guida sul piano clinico è soprattutto la classificazione funzionale, la cosiddetta classe NIA, dove vengono distinte 4 classi di scompenso. Nella prima classe NIA sono pazienti che sì hanno lo scompenso ma sono dei pazienti asintomatici, quindi riescono a tollerare bene lo sforzo. Nella seconda classe NIA abbiamo i pazienti che hanno dei sintomi solo per sforzi fisici importanti. La devo interrompere un attimo, dottoressa. Ripartiamo dalla seconda classe, Sì. Perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Da dove chiama? Da Cosenza. Prego signora. Allora, volevo fare una domanda alla dottoressa. Io un anno fa ho avuto delle fibrillazioni e in ospedale, insomma, poi mi hanno consigliato la visita cardiologica, ho fatto quella, insomma, ho fatto un sacco di analisi, praticamente non mi hanno trovato niente, però la cosa che diciamo mi è rimasta in pratica è un respiro affannoso. Certe volte ho dolori alle spalle che corrisponde avanti, però basta che per esempio che mi corico, questo mi passa. Ho fatto visite pneumologiche, cioè ho fatto di tutto, anche analisi del sangue, cioè in pratica non mi hanno trovato niente, però io non so, volevo chiedere appunto quali altri tipi di analisi potrei fare per capire se è un problema che deriva dal cuore oppure non so, mi dica lei. Sì. Allora, la fibrillazione atriale, perché immagino si tratti di fibrillazione atriale, Sì. È un'aritmia che col passare del tempo può indurre uno scompenso cardiaco, inizialmente uno scompenso cardiaco cosiddetto a funzione sistolica preservata, vale a dire che sul piano morfologico e funzionale il ventricolo sinistro sembra apparentemente sano, ha soprattutto un'alterazione dell'elasticità, quindi quando il ventricolo si rilascia nella fase diastolica è un ventricolo molto più rigido. Quindi la fibrillazione atriale di per sé nelle fasi iniziali può dare uno scompenso cosiddetto a funzione sistolica preservata o scompenso cardiaco a funzione da scompenso da disfunzione diastolica. Nelle fasi poi più avanzate la fibrillazione atriale purtroppo può anche poi concludersi con uno scompenso cardiaco a funzione sistolica ridotta. Qui il ventricolo in questo caso tende poi a dilatarsi e a diventare meno efficiente per quanto riguarda la contrattilità. Perché la signora continua, cioè ancora questi, che cosa? Perché purtroppo la fibrillazione atriale ha come caratteristica principale è legata ad una contrazione incoordinata, un'attività elettrica completamente disordinata dell'atrio sinistro. Ora, la contrazione dell'atrio sinistro è fondamentale per ottenere un ottimo riempimento del ventricolo e quindi garantire una normale portata cardiaca. Quindi la mancata contrazione coordinata insieme al ventricolo fa sì che si riduca la quantità di sangue che arriva poi nel ventricolo sinistro perché manca quella contrazione atriale che spreme il sangue nel ventricolo. Perfetto.
E la signora mi pare lamentava un dolore, vero signora, a livello... Sì, che però ecco, è un dolore che passa, se io mi metto sdraiata è un dolore che passa. Un'altra cosa volevo dire, cioè facendo gli accertamenti e via dicendo mi hanno trovato l'ernia iatale. Volevo chiedere anche questo, e dicono che tutte queste mie manifestazioni possono dipendere da questa ernia iatale. Io vorrei, sono così, perché poi sto pure diciamo che in ansia. è un po' anche insidiosa in questo senso, perché ha dei sintomi che ricordano tante volte, no? Intanto l'ernia iatale è sicuramente una condizione che confonde e inquina il quadro clinico e spesso non siamo in grado di discernere tra le due cose. L'ernia iatale rappresenta comunque un fattore di stimolo irritante per il cuore e quindi può indurre a volte delle fibrillazioni atriali. Probabilmente il dolore è legato a una malattia da reflusso indotta dall'ernia iatale, quindi in questo caso andrebbe trattato più la malattia da reflusso. Poi per capire se la fibrillazione atriale è responsabile dello scompenso ci sono degli esami di laboratorio molto banali, accessibili adesso in qualsiasi laboratorio analisi è possibile fare il dosaggio del cosiddetto ProBNP, che è un ormone che viene prodotto dal ventricolo soprattutto quando si trova in una condizione di scompenso. Cosa ci dice questo tipo di... Il ProBNP è un polipeptide che ha la funzione di compensare eventuali deficit cardiaci, perché in presenza di uno scompenso cardiaco ci sono una serie di meccanismi fisiopatologici che portano alla vasocostrizione tissutale, all'ipoperfusione tessutale, perché vengono attivati una serie di ormoni negativi per l'organismo. Il ProBNP viene prodotto dal ventricolo per cercare di bloccare questi effetti negativi di questi altri ormoni, quindi provoca la vasodilatazione, fa aumentare la diuresi, il paziente urina molto di più ed è anche meno congesto. La presenza di un ProBNP elevato è espressione di scompenso cardiaco, chiaramente vanno escluse delle patologie concomitanti che possono dare... Signora, ha mai fatto questo tipo di esame? Signora al telefono? Ha chiuso Luca? Probabilmente. Pronto? No, ero incuriosita. È caduta la linea, sì, ci siamo accorti. No, ero curiosa di sapere se la signora avesse mai fatto questo tipo di esame, che comunque, anche se è caduta la linea, non so se la signora riuscirà a mettersi in contatto con noi, però è da consigliare perché dà indicazioni su una cosa molto importante. Anche perché la negatività di questo ormone sicuramente esclude lo scompenso cardiaco. Ok, signora mi sente? Sì, è caduta la linea. Ecco, chiedevo, lei ha mai fatto questo tipo di esame? No, non l'ho mai fatto, questo non l'ho mai fatto. Ecco, però insomma ha sentito quanto è importante, no? Perché ci dice, veramente ci dà delle indicazioni fondamentali, importanti. Ha detto che si chiama... ProBNP. ProBNP. Sì. Ok, quindi se lo può. E poi insomma ci par di capire, e lo diciamo sempre con i professionisti che vengono qui in trasmissione, no? È chiaro che per via telefonica è difficile dare dei consigli, però da quello che la signora ci ha raccontato è emerso anche quest'altro disturbo, no? Dovuto al reflusso eccetera, che potrebbero, disturbi che potrebbero essere responsabili di tutti questi piccoli doloretti che lamenta la signora. Allora signora, qualche altra indagine e poi sicuramente riuscirà insieme ai medici che la seguono ad avere un quadro più chiaro, va bene? Ok, vi ringrazio. A lei signora tanti auguri per tutto. Grazie, arrivederci. Allora, noi ci eravamo fermati alla classificazione di gravità dello scompenso cardiaco, eravamo fermi alla seconda classe di gravità. La seconda classe sono pazienti con sintomi, con la comparsa di sintomi durante sforzi importanti. Nella terza classe il paziente avverte sintomi già per sforzi lievi, ad esempio anche salire pochi gradini o fare pochi metri,
E poi la quarta classenia, che spesso impone il ricovero, sono dei pazienti che sono sintomatici a riposo, sono i pazienti che ad esempio durante la notte non riescono a stare coricati, devono mettersi seduti con le gambe penzoloni per cercare di favorire il ritorno venoso e quindi poi anche... Che cosa aiuta voi cardiologi nel fare diagnosi? Mi riferisco alle indagini strumentali o quant'altro. Certo, la diagnosi di scompenso cardiaco è innanzitutto una diagnosi clinica. Sicuramente poi ci sono degli esami di laboratorio e gli esami strumentali complementari che ci aiutano poi a fare la diagnosi differenziale. Per esempio l'esame che tutte le cardiologie hanno a disposizione è rappresentato dall'ecocardiogramma, perché già l'ecocardiogramma ci permette di capire se il paziente ha una disfunzione sistolica del ventricolo sinistro o una disfunzione diastolica. Se poi all'aspetto ecocardiografico ci aggiungiamo anche il dosaggio di questo ormone, la diagnosi è fatta. Ok. E poi anche la storia clinica, anamnestica Certo. del paziente ti aiuta molto. Invece, dottoressa Clorò, per quanto riguarda i trattamenti? I trattamenti, io volevo, diciamo, prima di tutto dire che lo scompenso cardiaco è una condizione purtroppo cronica, progressivamente ingravescente. Fino all'inizio degli anni 90 lo scompenso cardiaco era una patologia ad altissima mortalità. Purtroppo ancora oggi la mortalità per scompenso cardiaco non è ridotta, perché il 50% dei pazienti muore a 5 anni dalla diagnosi. Però è anche vero che a partire dagli anni 90 sono stati disegnati una serie di studi clinici farmacologici partendo dall'ipotesi che lo scompenso cardiaco fosse una patologia più che altro neuro-ormonale e non una patologia di tipo meccanico o idrodinamico. E quindi partendo da questo presupposto sono stati disegnati dei trials clinici che hanno utilizzato dei farmaci che agivano su questo sistema neuro-ormonale. Bloccando questo sistema neuro-ormonale si è ridotta la mortalità di questi pazienti e è migliorata anche la qualità di vita di questi pazienti. E poi accanto alle terapie farmacologiche poi ci sono una serie di provvedimenti che possono essere utilizzati in un secondo momento. Quindi diciamo dei trattamenti a carattere multidisciplinare, no? Sì, allora intanto lo scompenso cardiaco per definizione richiede delle competenze multidisciplinari, perché il paziente con scompenso non ha solo un problema di cuore, ha anche un problema renale, ha anche un problema cerebrale, ha anche un problema epatico, quindi bisogna anche avere le competenze per cercare di gestire a 360 gradi questo paziente utilizzando con appropriatezza dei farmaci che aiutano sì il cuore ma aiutano anche gli altri organi che sono Certo, in sofferenza. Certo. Quindi insomma lei diceva per il trattamento dello scompenso ci sono dei farmaci che sono veramente di grande aiuto oltre ad altro tipo di terapie. Sì, io volevo concludere questa parte dicendo che negli ultimi 2 anni finalmente la ricerca scientifica e soprattutto la ricerca farmacologica ha dato a noi cardiologi un'arma farmacologica molto importante. Adesso noi abbiamo a disposizione un nuovo farmaco che è un'associazione di le molecole sono sacubitril valsartan. Uno agisce su questo ormone di cui parlavo prima, il ProBNP, l'altro agisce sul sistema renina-angiotensina. Questo farmaco, confrontato con la terapia classica dello scompenso, ha dimostrato di ridurre di un altro 20% la mortalità di questi pazienti, ma soprattutto è migliorata tantissimo la qualità di vita di questi pazienti che improvvisamente riescono a camminare, a tollerare molto di più lo sforzo. E non solo migliorata la qualità di vita, ma grazie a questo farmaco un minore numero di pazienti sono andati incontro a morte improvvisa, perché purtroppo i pazienti con scompenso cardiaco possono andare incontro a morte improvvisa perché si possono fare
delle aritmie che sono minacciose per la vita. Quindi insomma è un farmaco che dà veramente grandi soddisfazioni. Accanto ai risultati brillanti del trials, che sappiamo in genere i trials vengono sempre disegnati su una popolazione di pazienti omogenei, e noi lo stiamo valutando proprio praticamente, lo stiamo somministrando ai pazienti con scompenso cardiaco, e ci siamo resi conto che in realtà quei risultati ottenuti dal trials si osservano anche nella pratica quotidiana. Ma quante cose interessanti oggi la dottoressa ci sta comunicando, però amici, noi adesso dobbiamo fermarci un attimo per un breve break di pubblicità. Non cambiate canale perché ritorniamo tra pochissimo, sempre in diretta dai nostri studi. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritornati amici telespettatori, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora ricordiamo che siamo in compagnia della dottoressa Cosima Cloro, cardiologa. Stiamo parlando di una come dire, patologia che colpisce abbastanza di frequente, abbiamo sentito solitamente in età avanzata, ma poi vi sono delle situazioni anche che possono anticipare questa situazione, cioè stiamo parlando dello scompenso cardiaco. Abbiamo sentito come anche la farmacologia viene in aiuto, no? Per questo problema. Abbiamo sentito la dottoressa Cloro dire c'è un farmaco di nuova generazione che è veramente diremo tra virgolette miracoloso, no? Perché agisce e dà grande soddisfazione in questo. Sì, soltanto notato. I farmaci o si può fare altro? I farmaci sicuramente rappresentano la parte, diciamo, più importante della terapia dello scompenso cardiaco. A volte il farmaco non basta, però ecco, qui poi intervengono una serie di procedure interventistiche che possono aiutare ulteriormente il paziente. Ad esempio ci sono quei pazienti che hanno uno scompenso cardiaco con un cuore che ha una contrazione completamente disordinata. Se sono rispettati determinati criteri può andare ad esempio all'impianto di alcuni device elettrici che vengono inseriti tipo il pacemaker? Tipo un pacemaker, che è molto più sofisticato, che ha la capacità di normalizzare la contrazione del ventricolo. Normalizzando la contrazione del ventricolo sicuramente molti sintomi regrediscono, quindi questi pazienti stanno bene. Certo. Io sto parlando del cosiddetto biventricolare, la terapia che noi definiamo terapia di resincronizzazione, quindi un apparecchietto elettrico che quando viene messo in maniera appropriata risolve molti problemi, sempre chiaramente associato alla terapia farmacologica. Ci sono poi delle forme di scompenso cardiaco molto più avanzate che invece necessitano di un'assistenza ventricolare meccanica. Sono dei device che vengono messi in genere nelle cardiochirurgie, sono delle pompe esterne che sostituiscono il cuore. I device d'assistenza ventricolare meccanica in genere sono delle terapie ponte per portare il paziente, soprattutto se è molto giovane, al trapianto cardiaco, che poi è la terapia più conclusiva e definitiva per questi pazienti. Assolutamente, assolutamente. E io poi insomma vorrei anche insieme a lei sottolineare un aspetto importante che è la prevenzione, no? Si può fare, per quanto riguarda anche lo scompenso cardiaco, una buona prevenzione? Sì, io sono fortemente convinta che si può fare, perché
E in realtà noi dovremmo fare una prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sappiamo che ipertesi, ipercolesterolemici e diabetici sono ad altissimo rischio di sviluppare nel corso della loro vita eventi acuti cardiovascolari e in un secondo momento anche lo scompenso cardiaco. Quindi bisognerebbe trattare questi pazienti prima che arrivi l'evento acuto, prima che arrivi l'infarto, prima che arrivi lo scompenso. Una delle cose più importanti è rappresentato dalla modificazione dello stile di vita che da studi scientifici validati si è dimostrata molto più utile della terapia farmacologica. Le modificazioni dello stile di vita salvano molto di più di quanto possano fare le terapie farmacologiche. Come può un paziente... La vecchia frase ci viene sempre in mente, ma come no? può un paziente modificare lo stile di vita? Certo. E qui chiaramente gli operatori sanitari dovrebbero avere un pochettino più di pazienza, fare informazione, stare appresso al paziente per cercare di come dire, modificare alcune cose. Voi professionisti, insomma, soprattutto i medici ospedalieri che sono sempre in prima linea, che lavorano sempre insomma, tra mille difficoltà eccetera, dovrebbero, lo reclamano anche questo tempo che loro vorrebbero dedicare di più ai pazienti, no? Proprio che poi è un tempo prezioso perché va a dare, ad informare il paziente, no? E quindi veramente spesso non ce l'avete questo tempo. Purtroppo diciamo, no. Certo, adesso non è che vogliamo dire insomma tutta la colpa è, però vogliamo sollecitare, vogliamo sensibilizzare su questo punto chi di dovere, perché poi la prevenzione è veramente ultra fondamentale. Diceva? Il medico ospedaliero purtroppo non ha tutto questo tempo perché il turnover in ospedale è molto veloce. Effettivamente non c'è questo tempo da dedicare al paziente, però sicuramente già le nostre lettere di dimissioni che sono indirizzate ai medici di base o ai medici del territorio sono molto, sono esaustive, che il medico di base dovrebbe tenere, diciamo, dovrebbe quantomeno leggere e seguire le indicazioni. Poi il medico di base in genere è quello che conosce bene il paziente, sa anche quali termini utilizzare per entrare nella testa del paziente. Abbiamo una telefonata, dottoressa Cloro, sentiamo un attimo chi ci chiama e poi andiamo avanti. Pronto? Salve, buon pomeriggio. Volevo rivolgere una domanda. Prego. Veramente. Allora, vorrei sapere il ruolo dei beta bloccanti e poi se ci sono correlazioni fra le cardiopatie e le malattie psichiatriche. Grazie. Sì. Una domanda molto interessante. Grazie a lei, signora. Allora, i beta bloccanti sono dei farmaci che hanno rivoluzionato un pochettino l'approccio alla terapia delle malattie cardiovascolari, perché se parliamo di pazienti con infarto del miocardio sicuramente i beta bloccanti hanno salvato e continuano a salvare molte vite. Per quanto riguarda invece lo scompenso cardiaco il beta bloccante è fondamentale perché blocca dei sistemi ormonali molto importanti e quindi rallenta la progressione della malattia. Il beta bloccante una volta era controindicato nello scompenso cardiaco, invece adesso ci siamo resi conto che è fondamentale e quindi va utilizzato in maniera appropriata al giusto dosaggio secondo alcuni parametri vitali del paziente. Quindi sì al beta bloccante. L'altra domanda era se c'è un nesso, una tra le correlazione. malattie psichiatriche. Allora, intanto le malattie cardiovascolari si associano comunque ad un interessamento della psiche, perché comunque un paziente che ha un infarto e che ha uno scompenso cardiaco ha una nota depressiva di fondo. Le malattie psichiatriche invece primitive, cioè tipicamente psichiatriche, possono dare dei problemi cardiaci però sul piano aritmologico, perché in psichiatria vengono utilizzati dei farmaci che modificano alcuni parametri elettrici a livello cardiaco, quindi bisogna stare attenti nell'uso di questi farmaci. Assolutamente.
Allora, dottoressa, siccome abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione, ci piaceva dedicarlo, un po' si parla da un po' di anni a questa parte, no, in generale, no, di medicina di genere. E anche per le malattie cardiovascolari questo sta accadendo da un po' di tempo a questa parte, che poi insomma leggevo che rappresentano la principale, le malattie cardiovascolari, la principale causa di morte tra le donne, no? Addirittura i numeri di decessi sono superiori a quelli rispetto agli uomini, sì, è vero? Verissimo. Perché... Sì. Poi del resto da secoli insomma, la medicina si è dedicata, no? Allora. Ha avuto come unico modello il corpo umano ma di sesso maschile, quindi però vediamo adesso perché e sì che ci sono delle differenze, vediamo quali sono. Ci sono delle differenze sostanziali al di là della banalità che la donna è XX e il maschio è XY. Le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte sia nell'uomo che nella donna, innanzitutto, e questo nei paesi, soprattutto nei paesi occidentali, è noto. Ecco, sì. Questo è una cosa ormai risaputa da tutti. E anche nella donna, se noi andiamo a prendere proprio le donne, anche nelle donne le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte, addirittura la percentuale è molto più elevata rispetto al carcinoma della mammella o comunque ai tumori della sfera genitale femminile. La donna è abituata a pensare sempre al problema, più che altro al problema mammella e al problema, diciamo, uterino, che sicuramente è importante, che sicuramente... Dice, si fanno tantissimo e con attenzione gli screening oncologici, sì, no? però la non donna si è abituati a fare questo. Però non si è abituati a fare degli screening cardiologici, soprattutto se sono donne che hanno dei fattori di rischio cardiovascolari. Ma l'altra poi diciamo, elemento che è emerso negli ultimi 20 anni è che noi facciamo delle terapie sulle donne che hanno delle malattie cardiovascolari utilizzando dei farmaci che sono testati nell'uomo, e quindi abbiamo la presunzione di pensare che se il farmaco, ecco, banalmente, beta bloccante, se il beta bloccante funziona nell'uomo, probabilmente funziona nella donna, ma noi questa certezza non ce l'abbiamo. La maggior parte dei trials, purtroppo, i campioni che vengono esaminati, i pazienti che vengono arruolati, sono per la maggior parte maschi. Se si va a controllare la percentuale delle donne, sono delle percentuali esilistiche, cioè nel senso statisticamente piccole, cioè vengono campionate poche vengono donne. Campionate poche donne. E perché questo? È molto più facile utilizzare degli uomini perché sono un campione semplice. Invece la donna è un campione complesso. Per quale motivo? Quando si va a fare la valutazione statistica, quindi con lo studio di tutte le variabili che noi siamo abituati a utilizzare in medicina, noi non sappiamo quanto influisce sulla manifestazione futura di una malattia i cicli mestruali di una donna, quindi non sappiamo quanto influisce quindi quella modulazione ciclica di estrogeni e progesterone. Noi non sappiamo quanto influisce la gravidanza per la particolare caratteristica ormonale che si verifica in corso di gravidanza. E l'altro elemento è che se le donne sono in età fertile non possono essere arruolate in corso di un trial clinico perché non devono rimanere incinte, non possono avere bambini, perché poi ci sono anche dei problemi di tipo medico, legali e assicurativi, certo, in questo caso. Quindi tutto ciò che noi conosciamo lo conosciamo nell'uomo. Negli ultimi 20 anni si sta facendo molta più attenzione anche sulle donne e si è capito anche un'altra cosa importante. La manifestazione clinica di una malattia cardiovascolare è completamente diversa
nella questo donna. è un aspetto veramente importantissimo, no? Perché insomma, se anche i sintomi sono diversi, anche l'approccio sanitario deve essere differente, e in questi casi qua immagino, non lo so, anche l'arrivo al pronto soccorso, il primo approccio, no, che si ha. Sì. Sì, infatti bisogna conoscere queste differenze, perché se no si rischia di sottovalutare il problema, e si rischia di ritardare di molto anche la diagnosi, e si rischia di ritardare tantissimo anche eventuali diciamo, approcci terapeutici alla paziente. Secondo la sua esperienza anche lavorativa, no? Secondo lei negli ultimi anni si sta prestando più attenzione anche da questo punto di vista, cioè mi riferisco alla valutazione del sintomo in un attacco, una malattia cardiovascolare? Sì, io devo dire che il gruppo della cardiologia è molto sensibile a questo problema e non fa diciamo, discriminazione tra sesso maschile e sesso femminile. Noi ne parliamo spesso di questo con i colleghi, abbiamo fatto anche altri incontri in passato proprio per attenzionare questo problema. Spesso purtroppo la donna, anche quando va in altri centri, viene etichettata come una paziente ansiosa, perché a volte i sintomi della donna sono estremamente aspecifici, non sono indicativi di un apparato. Ecco, perché ad esempio arriva con l'ansia, arriva con la dispnea, arriva con le vertigini, non arriva magari tipicamente col dolore che compare a livello toracico e poi si irradia. Ok, abbiamo una telefonata per noi, la interrompo. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Da Cetraro. Prego. Posso parlare con la dottoressa? Assolutamente sì. Grazie. Prego. Allora, c'è mio marito che ha la fibrillazione atriale cronica e come cura gli hanno dato Eliquis da prendere mattina e sera. Però c'è pure l'esofagite, come avete parlato, l'ernia iatale, un po' di demenza mentale, insomma. Va bene la cura che fa, deve fare altri controlli, cosa mi consigli? Allora, va bene? Sì, va benissimo signora, la fibrillazione atriale cronica purtroppo è un'aritmia che non scomparirà mai più, e quindi l'unica terapia possibile in questi casi è fare una terapia anticoagulante, perché la fibrillazione atriale può favorire la formazione di emboli che dal cuore arrivano al cervello, quindi da qui la necessità di utilizzare questi farmaci. Suo marito al suo marito è stato consigliato l'utilizzo dell'Eliquis, che è un ottimo farmaco che ha dimostrato una grande efficacia in termini di prevenzione dell'ictus cardioembolico e nello stesso tempo pochissimi effetti collaterali, quindi è un ottimo farmaco. Perfetto. E le altre medicine che prende per lo stomaco, per l'esofagite, per l'ernia iatale, per la demenza, gli vanno contrari? Assolutissimamente no. Non gli fanno niente? No, signora, li può assumere tranquillamente. Ah, ecco questo che ero Grazie signora, auguri. Gli dà molto, grazie. Auguri signora per tutto. Grazie. Allora, dicevamo quindi anche i campanelli d'allarme sono differenti, no? Per quanto riguarda proprio la clinica, il quadro clinico può essere completamente diverso. E quindi insomma in questo si sta facendo più attenzione, si presta più attenzione ed è anche giusto che sia così, no? Perché il primo approccio poi in questi casi è fondamentale, no? Capire bene subito per fare una diagnosi. Certo, è fondamentale, sì, è fondamentale perché ti evita un ritardo e quindi se si fa in maniera appropriata e tempestiva la diagnosi, queste donne fanno anche meno complicanze, perché ecco un'altra cosa che va detto, contrariamente agli uomini le donne si fanno più complicanze. Io devo dire una cosa, dottoressa Cloro,
fino a qualche anno fa, no? Era anche una cosa ormai ovviamente da smentire adesso alla luce di tutti gli studi che poi sono stati fatti, non si pensava un po' che la donna fosse immune dalle patologie cardiovascolari, no? E si pensava e si parlava di infarto, diceva vabbè tanto tocca un po' più agli uomini rispetto alle donne. In realtà non è così, è probabilmente anche uno stile di vita diverso, no? Vabbè, prima c'era la copertura degli ormoni, lei diceva in età fertile ci sono questi ormoni che vanno un po' a tutelare noi donne, e fino alla menopausa, poi cambia qualcosa, no? E quindi da qua sicuramente durante tutta l'età fertile la donna è protetta dalle malattie cardiovascolari per effetto degli estrogeni, che hanno degli effetti, diciamo, molto importanti a livello cardiaco. Sono presenti a livello cardiaco dei recettori per gli estrogeni che hanno effetti antiproliferativi, vasodilatanti, quindi tutti effetti positivi. È chiaro che con la comparsa della menopausa viene meno questo fattore protettivo degli estrogeni. E i rischi sono un po'. Sì, perché poi per mancanza di estrogeni si modifica tutto il metabolismo della donna, perché compare la dislipidemia aterogena, cosa che prima la donna non aveva. Certo. Compaiono modificazioni per quanto riguarda anche i valori pressori. Purtroppo la menopausa è sì un evento fisiologico della donna, ma però lascia anche un po' di traccia in questo senso, sì, che non ci piacciono tanto. Poi dobbiamo anche dire che spesso la donna, si fa anche confusione, no? Magari dice vabbè ma tanto io parlando di prevenzione, no? Si parla tanto anche di non trascurarsi, di fare l'attività fisica eccetera, spesso però si confonde l'attività per dire i mestieri che si fanno in casa, dice vabbè ma tanto io non sto un attimo ferma, e equivale a fare attività fisica. Diciamo che non è proprio così. Sì, non è così. Effettivamente le donne lavorano tantissimo. Spesso non si ha neanche il tempo però di andare in palestra o di fare, questo lo so. Però noi siamo qui proprio per sensibilizzare. Però l'attività fisica che si fa in casa, quotidianamente, non è la stessa che farsi una passeggiata di 30 minuti a passo moderato. Ecco, andare in bicicletta o andare in palestra a fare aerobica, quindi è un'attività fisica che non aiuta comunque l'apparato cardiovascolare. Assolutamente. Dottoressa, siccome il tempo a nostra disposizione sta quasi per scadere, però io dico questo, vogliamo anche per quelle donne che magari non amano andare in palestra o non hanno tanto tempo per raggiungere, diciamo che lo vogliamo ripetere, no? Che una bella passeggiata di una mezz'ora a passo sostenuto, e poi va bene per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma va bene anche per tante altre cose. Certo, l'attività fisica è un toccasana per molte patologie. Per esempio, la donna che purtroppo va in menopausa comincia ad avere anche problemi di osteoporosi e decalcificazione. L'attività fisica preserva anche le ossa. Una delle patologie poi più importanti nella donna in età avanzata sono rappresentate dalle fratture da osteoporosi. È un problema sociale molto importante. Assolutamente, quindi insomma ritagliarsi il tempo per se stesse, no? Questa mezz'oretta al giorno da fare, certo se fosse possibile farla tutti i giorni sarebbe ancora meglio, ma anche farla 5 giorni a settimana io dico che potrebbe... Io dico che la donna dovrebbe ritagliarsi del tempo per pensare un pochettino a se stessa e alla propria salute, perché purtroppo la donna ormai da secoli è così e difficilmente riusciamo a cambiare le cose. È un fatto culturale, è un fatto culturale, no? Che è sentito soprattutto nel sud Italia. La donna ha tanti altri impegni, prima di pensare a sé deve pensare al figlio, alla figlia, deve pensare al marito che torna dal lavoro, ai genitori anziani magari, deve accudire i genitori anziani e non ha tempo, effettivamente non ha tempo da dedicare a se stessa. Quindi posso anche capire che è difficile, però mezz'ora la deve dedicare a se stessa. Si deve trovare, assolutamente. Allora Luca, che mi dici? Devo chiudere? Io perché sono senza
Sì, però abbiamo dato dei messaggi veramente importanti, dottoressa Cloro. 2 secondi? Beh, vuol dire che abbiamo... 2 minuti. No, dicevo, dottoressa, abbiamo dato dei messaggi veramente importanti e io dico sempre in questi casi sottolineo l'importanza di fare prevenzione e anche di sollecitare un po' e di sensibilizzare anche la comunità scientifica, no? Su quanto abbiamo detto. Sì. Infatti è uno dei miei, diciamo, progetti che sto realizzando, spero vada tutto bene, perché il 7 e l'8 giugno insieme nel mio reparto, anche con l'apporto di tutto il gruppo della cardiologia e di altre associazioni scientifiche, faremo proprio un congresso dedicato alla cardiologia di genere, dove si parlerà solo di cardiologia alla femminile e interverranno dei grandi esperti di cardiologia, esperti a livello nazionale. Ecco, quindi ricordiamo il 7 giugno prossimo. 7 e l'8 giugno qui a Cosenza. Sono 2 giornate, 7 e 8. Sì. Veramente, non solo per gli addetti ai lavori, ma questo è veramente un convegno che andrebbe seguito un po' da tutti, soprattutto da noi donne, perché ci sono dei messaggi che dobbiamo veramente tenere ben scritti nella nostra mente e tenerli nel nostro cuore, è il caso di dire. Grazie dottoressa Cloro. Grazie a lei. Grazie di essere stata con noi e tanti auguri per il suo lavoro, perché so, come dicevo prima, che siete sempre in prima linea lì in ospedale. Grazie per tutto quello che fate. Amici, con voi l'appuntamento, grazie ancora per averci seguito ovviamente, e l'appuntamento, dicevo, è a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Buona serata. Buona serata.